Belli miei, buongiorno e salute. Mi trovo ad un matrimonio. Al matrimonio immancabile sui testimoni, o meglio chiamati o compari fazzoletta. E mi sono chiesto, ma sto compare fazzoletta, da dove viene questo o compare fazzoletta? Chi è o compare fazzoletta? E cerca che ti ricerca, sono riuscito a capire chi è sto compare fazzoletta. E beh, o compare fazzoletta è differente dal testimone, sono due persone totalmente diverse. Voi lo sapevate? No? E allora vengo e mi spiego. O testimone è quello che è testimone come dire, al momento del matrimonio. Quindi quando i due si dicono sì, c'è il testimone che attesta che quell'amore è vero e attesta e sarà poi testimone che quello è avvenuto. È tutto a posto. O compari fazzoletti invece è diverso. Perché? Perché pare che in alcuni paesi si usa ancora con compari fazzoletto era una persona intima alla famiglia. Cosa faceva stu compare fazzoletto? Quando i due si sposavano, o compare fazzoletto portava un fazzoletto bianco. Bianco. Perché? Perché quando poi i due si sposavano, si erano dati il loro amore, avevano detto sì, lo voglio, dovevano poi fare festeggiamenti e tutto questo preso, per carità, però poi dopo bisognava fare la prima notte di nozze, la prima notte d'amore. E lì si doveva mettere in uso questo fazzoletto. In che senso? Ecco, bisognava utilizzare il fazzoletto. Perché? Perché il fazzoletto alla prima notte di nozze andava poi a testimoniare e a attestare che la sposa fosse veramente illibata, vergine. Perché sappiamo che quando poi si dava il fiore della gioventù allo sposo c'era la prova. Però poi questa è passata di moda e non perché pare che in alcuni paesi si usa ancora, però pare che sia passata di moda perché poi ha cominciato a trovare, diciamo, l'escamotage, diciamo, tra di noi. E l'escamotage era proprio quello che prima del matrimonio, ahimè, venivano a stare insieme e si utilizzava, che ne sacci, usando di animali, che poteva essere, ahimè, un maiale, un coniglio, ok? Quindi si andava poi a raggirare, a trovare l'escamotage della cosa. Per i matrimoni sono belli, che se ne dica è sempre bello, è un onore poter far parte di un evento ristretto, proprio per pochi intimi. Io come sempre, belli miei, io vi invito a chi più ne sa, più ne mette nei commenti, se sapete qualche zona che ha ancora questa usanza, faceteci sapere, perché pare che in alcuni paesi si mette ancora questo fazzoletto poi bianco, questo lenzuolo bianco, si mette pare proprio steso fuori al balcone per dare testimonianza che la ragazza è illibata, è vergine, quindi ha dato il suo primo amore allo sposo. Io come sempre vi lascio un bacio e una buona storia.